Un primo risultato importante si è raggiunto grazie all'impegno della FP-CGIL al comune di Ribera. L'integrazione oraria uguale per gli 87 dipendenti di ruolo part-time a 32 ore settimanali. Dopo diverse assemblee sindacali dei lavoratori, alla presenza dei vertici dei sindacati provinciali, degli amministratori, dei consiglieri comunali e dei tecnici, sicuramente si è rivelato risolutivo l'incontro avuto con il presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Costa, che ha dato immediatamente seguito nella sala del Consiglio Comunale di Ribera lo scorso 29 maggio per discutere e cercare di risolvere la delicata e annosa questione dell'incremento orario contrattuale relativo al personale precario del ruolo del Comune di Ribera, ancora con un contratto fermo a 24 ore settimanale. Grande soddisfazione viene espressa per l'ottimo risultato raggiunto dal segretario generale della FP-CGIL Vincenzo Iacono, che ringrazia tutti quelli che si sono adoperati per questo positivo risultato, in primis il coordinatore aziendale Ezio Noto, insieme a quello territoriale Matteo Lorraso, considerando l'avvio di un percorso che in breve tempo dovrà ancora ulteriormente migliorare la situazione dei dipendenti del comune di Ribera con l'adeguamento definitivo ad almeno 34 ore settimanali a partire dal prossimo giugno 2024. Per questo chiederemo immediatamente le variazioni di bilancio senza aspettare la scadenza attuale e le integrazioni del 30 settembre 2023. Abbiamo certamente dimostrato che l'impegno, l'intraprendenza, l'unione dei lavoratori e dei sindacati e la volontà di affrontare e risolvere le questioni da parte della politica portano a frutti importanti.